Siamo a Casal sul Sil, una cittadina in provincia di Treviso. Dal nome si capisce che un tempo Casal sul Sil era un borgo. Poche case proprio sulla riva del Sil, un fiume di risorgiva. Il borgo è stato costruito nel Medioevo attorno a un castello. Il castello, provvisto di una torre, costruito dai da Camino signori di Treviso, è stato doprato nelle guerre contro i veneziani. E la torre ha servito per controllare i traffici sul fiume. Sotto la torre, una volta, esisteva anche una galleria che attraversava il Sil. Col tempo, è crollata e dice che la sua imboccatura si può ancora vederla ai piedi della torre, da Drio e sei prigioni. Ancuo, Casal sul Sil, è diventata una cittadina di quasi 13.000 abitanti. Bease a piazzetta della biblioteca, quasi davanti al municipio, proprio di fianco al ristorante alla torre, dove siamo a festeggiare un fatto successo 50 anni fa. Insomma, un anniversario, una noce d'oro. Niente de manco che 50 anni di matrimonio, ancora una vera rarità. A festeggiare il 50esimo, i miei compari Giorgio e Valeria. È per questo che dal Friuli mia e Maria siamo venuti qua a Casal. Siamo compari fin dal 66, quando erano ancora amorosi. Anche Giorgio e Valeria erano amorosi, ma Estella aveva premura di venire al mondo e Giorgio e Valeria, per contentarla, gli spessegà a sposarsi. Guardate che bei che era, guardandoli ancuo da vecetto, me par da vedere dottosatei che gioga a sposarsi. Ma si ga sposà per davvero? Testimoni siamo mi e Maria, che ancano altri stiamo giocando coi ori. Ecco i invidai di quella volta. Certo che tra questi, dopo tanto tempo, sarà venuto a mancare più di qualcheduno. Mi dispiace, ma siamo costretti a guardare avanti. Siamo a Casal sul Sil. Il parcheggio è il zedadrio del municipio e il ristorante alla torre è il davanti. I invitai parenti e amici, anzi più parenti che amici. I fai complimenti ai sposi dei 50 anni prima, intanto che ori i sposi i sega sistemà al posto di onore in toia. Cosa che avevamo da dirgli? Che i gaso gamasa presto? O forse già era meglio non giocare? Ma ori gli ha fatto come se faceva quella volta, gli si è sposato giovani, gli ha fatto ben, meglio di quei che ancora che neanche si sposa. E se si sposa, dopo 6 mesi si lascia. Giorgio e Valeria gli ha fatto ben, gli ha formato una famiglia, gli si è fatta una casa, i fioi si diventati grandi e uno alla volta i nevodi gli ha fatti diventare nonni. Sapete quanto felici che si è quando si diventa nonni? E i nipoti quanto felici che si con i nonni? Va bene, siamo qua che godemo sta giornata felice tanto per i nonni, sposi de oro, e per noi altri tutti. Sì. Basta, dopo li prendiamo. Se li mettiamo i bicchieri sopra, dopo la battiamo tutto. Grazie. Mamma che sta
Poi festeggiai i tre fioi e Stella con la cugina Adriana, Manolito con Elisa e i fioi Elia e Samuel, il papà di Elisa, Danilo, e la sua compagna Carla, Lucrezia con Marco e Giacomo. Bacio, bacio, bacio! Bacio, bacio! Pose a più vecchia dei Marciori, Rita con Gino, Tullio con la Gabriela, Piero con la Bruna, Sandra con la cugina Mara. Poi vengo mi, che rompo le scatole con ste fotografie, e Maria che sta attenta che non beva massa perché dopo godo a portarla a casa. No, sempre a scuro. Ma che non ti avanti, come ti vai a guardare la testina? Guarda che fa più effetto a scuro. Milano. Porca miseria, compari, che piacere tornare a far festa insieme, come 50 anni fa. Ora che avemo i capelli bianchi e un poco di esperienza in più, ma non os è detto che se avemo in semenia, anzi. Il menù è buon e la festa va avanti ben, fin quasi a scuro. Adesso vengono schedati tutti. Adesso si ciapai tutti. Ecco, brava, brava. No, mi faccio film, Faccio film, aspetta che non ci abbiamo. Buon 50° anniversario, bellissimo, bellissimo. Guarda che coppia. Fermi così uniti. Anche un vaso, dai, anche un vaso, no? Se verse i regali. Che bella pignata, si dice. E si conclude con la distribuzione delle bomboniere con i confetti d'oro.
Ne resta il ricordo di una giornata bella, allegra, in compagnia dei nostri cari, che non si vedevamo da tanto tempo. Siamo contenti di vedere i festeggiai felici. E a se a loro festa, e noi altri tutti, ci ricorderemo di questa giornata d'oro anche a nome di Luigino, che, sono sicuro, è già con noi altri, e il già sta contento. Anche col polacco ho detto. Ah, lui è il tennisista dappertutto. A Maria con l'antiche vi domani Ciao. come quando vengo per mamma la menona che va a casa con il sacchetto delle pomi. Beh, ma siamo al primo dell'anno, le lenticchie va E ora sempre bene. qualcuno Sì, no, siamo morivo da fame, l'anno del 2005. Pensa? Pensa quanto avanti che siamo andati. Neanche non pensavo neanche. A Sana le vedo, no? Ciao Luigino. Viva i compari Giorgio e Valeria, viva i sposi. Se a festa si finia, non deve aumentare, basta un poco di pazienza, perché del matrimonio di Giorgio e Valeria, questi ise solo che i primi 50 anni. Ciao!